carcere 2 quarantenni albanesi che la notte del 1° luglio hanno tentato di uccidere con un colpo di pistola un connazionale che voleva uscire dal giro dello spaccio nel Milanese. 22 espulsioni in 30 giorni, il bilancio dell'intensificazione dei controlli contro l'immigrazione irregolare messa in campo dalla Questura di Venezia in questo luglio. Collaborazione tra Regione Veneto e Guardia di Finanza per garantire una gestione sempre più efficace e trasparente dei fondi europei, il protocollo firmato a Venezia. I Notav sono terroristi, vanno usati i cecchini, polemica sulle parole shock del deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff a Ring, il centrodestra attacca parole irricevibili per ottenere consensi, il PD, Boff si scusi. In arrivo la quarta ondata di calore, la peggiore dell'estate, temperature fino a 40 gradi, notti tropicali, dichiarata l'allerta gialla. Sarà rimosso entro la mezzanotte il cantiere sul Ponte della Libertà che ha imposto il restringimento di una corsia in direzione Venezia, causando code e pesanti rallentamenti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Venezia. Questi i titoli, rilanciamo come sempre il quesito che avrà poi il suo esito a Ring stasera a partire dalle 20:45 che riguarda gli scontri notabili in Val di Susa con i 120 poliziotti feriti, le migliaia di persone identificate, anche i primi arresti. Scontri Notav, contestare il reato di terrorismo, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690, queste le opzioni per dire la vostra opinione. Sarà uno dei temi che affronteremo anche in alcuni servizi di questo telegiornale, poi ovviamente si tornerà a parlare di questo, anche di questo a Ring. Ma noi apriamo con la cronaca, perché sono stati portati in carcere 2 quarantenni albanesi che la notte del 1° luglio, lo ricorderete, nel Milanese hanno tentato di uccidere un loro connazionale. La sua colpa era quella di voler uscire dal giro dello spaccio. Di solito sento sempre queste cose qua, anche di notte fanno sempre casino di voci, anche al mattino presto. Però ieri sera ho sentito queste cose qua, insomma. Ho sentito una cosa che ho sentito dire che diceva vai via altrimenti chiami i carabinieri. Questo ho sentito, basta, non ho sentito altro niente. Invece i due avevano alzato l'arma da fuoco e sparato all'uomo che stava rincasando con la fidanzata dopo una serata, un colpo dritto alla testa che ha ferito il giovane tra la spalla e il collo. Si trovano ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo il 44enne e il 39enne di origine albanese, ritenuti responsabili dell'agguato al connazionale la notte del 1° luglio. A ricostruire i movimenti dei due assalitori, i carabinieri di Mestre con il nucleo investigativo del Comando di Venezia e un'unità cinofila di Torreglia che hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il movente del tentato omicidio, l'organizzazione della rete di spaccio nel Milanese da cui la vittima pare volesse tirarsene fuori. Decisione che i due indagati non condividevano, da qui le minacce di morte iniziate già a febbraio fino all'aggressione del 1° luglio. I due uomini sono stati portati, uno alla casa circondariale di Venezia e l'altro a Padova. Le indagini erano scattate la notte stessa dell'agguato. I carabinieri avevano trovato a casa i due uomini e nelle loro auto munizioni dello stesso calibro del colpo che aveva ferito la vittima, nonché materiale riconducibile a una presunta attività di spaccio. 22 espulsioni in un solo mese è il bilancio della intensificazione dei controlli contro l'immigrazione irregolare messa in campo dalla Questura di Venezia nel mese di luglio. Tra i provvedimenti eseguiti 7 rimpatri nei paesi d'origine di stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, tra questi anche una cittadina dominicana espulsa come misura alternativa alla detenzione dopo condanne per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, oltraggio e resistenza pubblico ufficiale. Altri 8 cittadini stranieri con numerosi precedenti per reati che vanno dallo spaccio alla rapina, dallo stalking ai furti, sono stati accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio in attesa della espulsione. Firmato a Venezia un importante protocollo di intesa che punta a rafforzare la formazione del personale, il monitoraggio delle risorse comunitarie e lo scambio di competenze. Tutto questo per l'accesso sempre più efficace e trasparente ai fondi europei. L'accordo tra Regione e Guardia di Finanza. Un protocollo con la Guardia di Finanza per attività di formazione che possiamo estendere anche successivamente per quanto riguarda altri ambiti. È un metodo di lavoro che tra l'altro prende in considerazione anche l'istituzione di una cabina di regia che monitorerà protocollo per protocollo l'effettività
di quanto scritto. Rafforzare la gestione dei fondi europei attraverso formazione, innovazione e collaborazione istituzionale è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo Balbi dal Presidente della Regione Veneto e dal Comandante regionale della Guardia di Finanza. Le istituzioni presenti a diverso titolo sul territorio devono collaborare per innalzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Questo significa risparmiare nella spesa pubblica e avere servizi migliori. L'accordo prevede la partecipazione congiunta a corsi, seminari e attività formative con strumenti innovativi come simulazioni operative. Le Fiamme Gialle potranno inoltre approfondire la gestione dei principali fondi europei, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a quello Sociale Plus. Un occhio di riguardo anche per la gestione dei fondi che arrivano dall'Unione, agli investimenti che la Regione mette in atto e agli appalti di opere pubbliche, in un contesto sempre più appetibile per la criminalità organizzata. Il territorio veneto, essendo un territorio particolarmente ricco, sia per l'economia sviluppata tra le prime in Italia, se non addirittura in Europa, e anche per la presenza molto efficiente di istituzioni pubbliche che spendono in lavori pubblici molto, è chiaro che è un territorio che attira gli interessi criminali di organizzazioni che sotto il duplice profilo del riciclaggio del denaro che accumulano per le attività illecite che commettono oppure proprio per entrare nel sistema degli appalti pubblici cercano di essere presenti sul territorio. Devo dire però che la collaborazione delle istituzioni e una presenza attenta dell'autorità giudiziaria ci consente di contrastare efficacemente il tentativo. È una regione a rischio, io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e alla gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una Regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea. Parole che fanno discutere la politica regionale, quelle di Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale, ieri sera a Ring. Sentite. Nei paesi normali, gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti, e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È un terrorista, sta parlando è di un uccidere. terrorista, i poliziotti devono andare armati, alla pari, perché sta se le persone... parlando di uccidere una persona, dai. Si parla di bombe e Gianangelo Boff la sua la sgancia poco prima delle 22 in uno studio di Ring che resta interdetto, perché a parlare non è un semplice tesserato trevigiano di Futuro Nazionale, ma un parlamentare, un deputato a stretto contatto con i vertici e con Roberto Vannacci. Il tema caldissimo è quello della guerriglia Notav in Val di Susa, devastazione e 120 poliziotti feriti, al momento quasi 1500 attivisti, molti stranieri, identificati, 4 fermati. Scene che provocano in poche ore lo sdegno di tutti i partiti, oltre che la rabbia degli stessi abitanti della Val di Susa, ormai stanchi. Per Boff, la difesa delle forze dell'ordine passa attraverso i cecchini. Noi mandiamo i nostri poliziotti con gli scudi fumogeni di fronte a gente che gli tira contro delle bombe. Sì, ma di non cosa può stiamo dire parlando? è un omicidio. Non piangiamo. Quello non che è lei un sta omicidio. dicendo, non è un ho omicidio. capito, va bene, se uno non fa il terrorista, ma non può dire una cosa del genere. Se poi Vannacci va a gestire l'interno o la sicurezza, non potete andare con questa ricetta a sparare alle persone, capisci? Chi aggredisce le forze dell'ordine con armi è un'altra cosa. Non possiamo mandare i poliziotti con le margherite. Ma lei ha parlato di cecchini. La violenza di chi devasta o aggredisce le forze dell'ordine va sempre condannata, ma la deriva autoritaria di queste parole va fermata prima che sia troppo tardi. Il commento in queste ore del capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Regione, il primo a reagire in studio. Questa destra non si allei con questa gente, perché sennò è complice, no? Negano il femminicidio, sono razzisti, dicono che le persone omosessuali non sono normali, adesso dicono che dobbiamo cecchinare chi manifesta. Ragazzi, qua siamo oltre, qua non c'è più un argine. Io mi ricordo che quando Gio Formaggio era dentro Fratelli d'Italia e diceva delle cose assurde, quando è stato condannato per razzismo, quando poi ha detto che i gay
lei devono pagare una tassa per finanziare la famiglia tradizionale. Il partito gli diceva basta, adesso non c'è più un argine. Lo Stato va difeso, ma lo Stato non uccide. Un conto è isolare i violenti, che è assolutamente corretto, un altro è parlare di cecchini. La vita umana ha un valore, quindi mi sembra che questo dibattito si sia un attimo spostato su dei valori che io non condivido. Un certo imbarazzo traspare in studio soprattutto dai possibili futuri alleati del centrodestra. Mario Conte cerca di riportare tutto nell'alveo del dibattito politico. Io credo che la politica abbia il dovere di riportare il dibattito sul binario della democrazia. Verranno indagati, hanno commesso dei reati anche gravi e spero che ci sia una conseguenza che sia adeguata a quelle che sono le loro responsabilità. Resta un punto: quanto delle parole di Boff trovano sponda tra i vertici di Futuro Nazionale. Questa idea qua ne avete discusso? Ma perché? Perché? Avete visto? Perché? Lei è parlamentare di Vannacci, avete visto quelle immagini lì e vi siete iscritti nella chat, ha sentito il generale. No, mi deve dire se questa roba è condivisa. Non l'avete condivisa. 100. Non l'avete condivisa. Ma non è una proposta shock. Dobbiamo difendere le nostre forze dell'ordine, non possiamo su mandare questo io vorrei vedere chi non è d'accordo. Ma non certo sui cecchini. C'è chi chiede a Boff di scusarsi pubblicamente ed è il PD, mentre il centrodestra parla di sparate per ottenere consensi. Sono gravi le affermazioni di Boff? Beh, sono gravissime, bisogna che tutto il mondo della politica prenda distanze da affermazioni di questo tipo, è una deriva autoritaria veramente senza senso. Penso che si debba scusare pubblicamente e capire la gravità enorme delle frasi che ha pronunciato. Cosa pensa delle affermazioni di Boff? Che sono irricevibili e sono drammaticamente irricevibili. Perché l'ha detto secondo lei? Ma perché all'interno di Futuro Nazionale c'è la gara a chi è più cattivo. Insomma, Boff io me lo ricordo, non che faceva mai anche un gatto, adesso improvvisamente è diventato l'uomo, no, della paura, c'è la gara a chi la spara più grossa, a chi è più cattivo. C'è questa cosa qua per avere un posto al sole. È stata un'uscita sicuramente fuori luogo, una sparata, come ne abbiamo viste tante negli ultimi periodi. Ovviamente si cerca il consenso a tutti i costi perché fra un anno ci sono le politiche, però ecco, dobbiamo tornare tutti con i piedi per terra. Sicuramente è bene ricordarlo. Quei manifestanti sono dei manifestanti che in passato si sono dimostrati aggressivi, violenti, anche e soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine. Mio padre, come sapete, è un poliziotto, mi ha sempre insegnato il senso dello Stato e soprattutto che le forze dell'ordine non sono dei giustizieri, ma appunto difendono lo Stato e rappresentano lo Stato con la divisa. Quindi a giudicare sono i giudici. Noi siamo distanti da qualsiasi tipo di violenza nelle manifestazioni e siamo distanti anche ovviamente a chi usa violenza verbale per esagerare nelle cose. C'è un problema in questa ricerca di un populismo di destra sempre più esasperato. Penso che sia veramente pericoloso e grave perché si soffia, si mette benzina su dei problemi reali che ci sono, invece che cercare insieme di trovare soluzioni si fomenta una guerra di l'uni contro gli altri. Nel centrodestra c'è un serio problema di deriva populista verso destra. Sarebbe un errore drammatico perché noi non dobbiamo rincorrere nessuno, perché la nostra storia, la nostra esperienza, i nostri amministratori, quel simbolo che ci rappresenta, non hanno bisogno di rincorrere nessuno. Era a Palazzo Valbi questa mattina, è andato a Palazzo Ferrofino, l'abbiamo visto, e adesso è stato a Palazzo Grandi Stazioni l'instancabile nostro Filippo Fois per un importante incontro in cui si è parlato di PFAS con dei dati importanti per tutto il Veneto. Filippo, quali sono? Dunque, i dati riguardano, intanto buonasera naturalmente Nicola e a tutti i telespettatori, i dati riguardano la contaminazione di PFAS nei prodotti alimentari di origine animale, il che significa la carne, le uova, il latte e il formaggio. Sono state analizzati 156 aziende zootecniche, la maggior parte delle quali si trova nella cosiddetta zona rossa, quella più alta intensità di inquinamento. Ci troviamo naturalmente geograficamente, soprattutto nella provincia di Vicenza e poi anche in
quella di Verona e in uno spicchio di quella di Padova. I risultati sono stati molto buoni perché su 156 aziende campionate il 93% è risultata al di sotto, tutti i prodotti sono risultati al di sotto dei valori massimi consentiti per legge di PFAS, quindi 148 aziende hanno superato a pieni voti, possiamo dire, questo controllo, ce ne sono 8 che invece non le hanno superate, sono il 5%, queste 8 aziende sono state momentaneamente cessato l'attività finché non avranno risolto questo problema. Dove è stato trovato il PFAS? Non dappertutto, per esempio nelle uova non c'è assolutamente in nessuna delle aziende che sono state controllate alcuna traccia di PFAS. Le tracce di PFAS, quelle poche che si sono trovate, sono soprattutto nel muscolo bovino, fegato bovino o fegato suino. E qui su 703 campioni analizzati, 680 erano comunque entro i limiti di legge, vuol dire il 96%, mentre 18 di questi capi di allevamento, il 2,56, avevano dimostrato valori superiori ai limiti massimi. Sono risultati molto migliori rispetto all'ultimo campionamento simile che era avvenuto nel 2016-2017. Che cosa e come debbano essere letti questi dati lo abbiamo chiesto a Francesca Russo del Dipartimento Prevenzione della Regione Veneto. Ascoltiamo, la linea poi può tornare allo studio. Il fatto che sia molto in diminuzione rispetto a 10 anni fa significa che le aziende sono più attente oppure che c'è una minore concentrazione di PFAS nel territorio dopo 10 anni? Io direi tutte e due. Infatti quello che noi oggi vi presenteremo innanzitutto è come le concentrazioni sono calate nell'uomo, che rappresenta, diciamo, il vero elemento significativo, perché la persona ha bioaccumulato nell'organismo quello che c'era presente nell'ambiente, negli alimenti e nell'acqua potabile principalmente. Quindi quando calano queste concentrazioni, principalmente nell'acqua potabile, ma poi anche negli alimenti, anche negli ambienti in cui le persone vivono, questo è già rappresentativo del fatto che è diminuita la contaminazione. Dall'altro chiaramente ci sono le norme, ci sono i controlli e c'è secondo me anche un'assunzione di responsabilità da parte dei produttori, perché ogni produttore non vuole mettere in pericolo la propria azienda innanzitutto, e poi ha un senso di responsabilità nell'ambito di quel territorio che è stato colpito da questa contaminazione, che ha portato sicuramente ad una pratica migliore e soprattutto ad avere tutte le accortezze che sono previste, insomma, dalle norme. Dai dati PFAS all'ondata di caldo, domani scatta l'allerta gialla. La quarta ondata di calore è già qui. L'allarme regionale di allerta gialla per le alte temperature previste nei prossimi giorni è di massima attenzione sia per il caldo che anche per i possibili temporali locali molto intensi. La temperatura media regionale è superiore ai 23 gradi. Il picco arriverà il fine settimana, con temperature massime di 40 gradi e minime tra i 25 e i 26 gradi. In montagna raggiungeremo gli 8-9 gradi superiori alla media. È chiaro che con queste temperature quello che viene richiesto è un'attenzione soprattutto per le fasce orarie dove c'è maggior calore e soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Nel Trevigiano attese temperature superiori ai 39 gradi. I valori massimi della temperatura sono in crescita, sono evidenti, si porteranno velocemente a 37-38 gradi, forse 39 questo fine settimana e i primissimi giorni della prossima, però questa ondata di calore durerà almeno per tutta la prima decade di agosto. Chi sperava in una tregua è destinato a restare deluso, il caldo africano non mollerà e si preannunciano grandi problemi anche per il sonno, le notti saranno infatti con valori minimi molto alti. Non scenderemo nelle 24 ore, mai al di sotto dei 20 gradi. Questo ci porta a dire che avremo prolungate notti tropicali, anzi in diversi giorni non scenderà mai al di sotto la temperatura di 25 gradi, quindi avremo notti super tropicali, insomma non è una bella situazione. Ma oltre ai problemi per la popolazione, specie quella più fragile, è anche l'ambiente a risentirne. Manca l'acqua. Già da molti giorni, da molte settimane piove poco, i temporali che localmente avvengono fanno più danni che altro, mancano molte precipitazioni sui rilievi, sulle montagne, e lì sono un serbatoio anche per l'acqua in pianura, quindi questo è un altro problema, ripeto, preoccupante. Non piove e non pioverà almeno per diversi giorni, salvo qualche temporale cosiddetto di bel tempo, di calore, che ripeto non risolve nulla.
È tornata a casa, ha lasciato l'ospedale Elena Miglioranza, la ciclista sedicenne veneziana ricoverata, lo ricorderete, a Treviso dopo il grave incidente in bicicletta che era accaduto durante una gara a Nervesa della Battaglia. Allora ascoltiamo le sue parole, ancora molto provata, ma ha voluto lanciare un messaggio insieme al papà Andrea. Sentiamolo. Allora, io oggi torno a casa, sono stati dei giorni lunghi, ma sopportabili, dai. Il personale è stato molto disponibile e ora sta andando tutto bene e niente. Davvero un in bocca al lupo a Elena Miglioranza. Una notizia importante di servizio che riguarda la viabilità. Si torna a circolare a pieno regime sul Ponte della Libertà. Entro la mezzanotte di oggi sarà infatti rimosso il cantiere all'altezza dei pili che da lunedì aveva ridotto a una corsia il traffico verso Venezia, causando lunghe code e rallentamenti su Via della Libertà e nelle principali arterie di Mestre. I lavori rientrano nel piano di manutenzione della rete tranviaria e della viabilità cittadina. Proseguono intanto gli interventi sul cavalcavia di San Giuliano in direzione Mestre, con conclusione prevista entro la notte del 31 luglio e deviazioni ancora in vigore per il traffico e diverse linee di autobus. Ma i disagi non sono finiti. Dal 3 agosto infatti partiranno nuovi cantieri sul Ponte della Libertà e nel centro di Mestre, mentre la settimana successiva sarà la volta della manutenzione della rotaia del tram a Piazzale Roma. Insomma, un'estate di cantieri e quindi la viabilità che resta comunque sotto pressione. Poi alla pubblicità e poi il TG di Treviso. Arrivederci.